Tuccio, le piacciono i maghi? I maghi nel senso di I maghi prestigiatori? Perché noi qui ne abbiamo uno speciale. E io iniziai... Ma ce la racconti? Intanto chiamiamo il Mago Peppe. Mago Peppe, vieni qui. Maestro, è un onore, maestro, è un onore. Io avevo iniziato ragazzino con i giochi di prestigio. Addirittura. Perché io ero molto intimo amico che alloggiava a casa di mio zio quando veniva il famoso Chabernot. Chabernot. Il mago Chabernot, che si sono visti dopo tanti anni con mio zio che era comandante dell'aeroporto di Brindisi, in Africa, non mi ricordo dove, e avevo un attendente che era questo Chabernot. Chabernot è un nome d'arte perché lui era napoletano. E quindi lei rubava i trucchi. Perciò lui mi ha regalato tante cose. Mettiamo alla prova il Mago Peppe. Io quest'oggi le volevo fare un gioco di magia, visto che abbiamo parlato di libri, abbiamo parlato di teatro. Qual è la cosa più difficile al teatro, oltre l'espressività, le cose? E anche imparare il copione. Certo, allora, io ho copione, preso un libro X di Giorgio Faletti, che saluta il mio amico Giorgio. Allora, e io l'ho imparato tutto a memoria. Mago, che lei ha imparato a memoria tutto il libro? Tutto il libro, e l'ho comprato 10 minuti fa, questa è la cosa bella. Allora, qui io vi voglio dimostrare... In TV vi voglio dimostrare che realmente si può fare un libro a memoria. Allora, faccio una ripassatina veloce. Scusi, un'altra. Allora, guarda, io le do il libro, lei può aprirlo quando vuole, dove vuole, e mi dice la pagina e io gliela ripeto a memoria. Ora, tu mi vuoi dire che lui apre il libro in una pagina qualsiasi e io la so legge a la prima memoria, frase, tutta a memoria, so tutto il libro. Mago. Ora però facciamo di più. Di solito i maghi che fanno? Si bendano. Perché così non vedono. Io farò molto di più, maestro. Ovvero io, e che faccio? Mi copro tutto, così lei... Allora, maestro, lei prenda il libro dove vuole e quando vuole. Maestro, apriamo una pagina. E io lo so tutto a memoria, mi spingerò oltre. Esco dallo spogliatoio, la figura di Sandro Di Risio. Maestro, mi dica la pagina. Allora, cambiamo pagina allora. No, ma la pagina non c'è. Un numero di pagina. La pagina era la pagina presso 75, perciò che è 74, perché non c'è. Pagina 74. Allora, 74. pagina 74 inizia con esco dallo spogliatoio, sì, giusto in tempo per vedere in fondo al corridoio la figura di Sandro Di Risio che entra. Mago, ma lei è cretino. Ma è il caso di fare queste brutte figure col maestro Musumeci? Ha fatto vedere il trucco in televisione. Ce l'hai un mazzo di carte? Certo che c'era il mazzo di carte. Se ne faccio una a te. No, aspetta, completiamo questo intanto completiamo questo. Allora. Vabbè, allora facciamo una cosa, mi tenga il libro. Visto che il mazzo di carte ce l'ho, diamo al ovvero, queste sono le carte, mi dica stop quando vuole, maestro, e ne selezioni una. Basta. Qua. Allora, prenda la carta, la guardi, faccia vedere che carta è un 8. La pagina 8 c'è? Forse non c'è la pagina 8. Ma che è il libro senza pagine? È veramente un libro Senza numero. Non ci sono. Non c'è. Allora, prenda un'altra carta, mi dica stop. Stop. Ok, prenda la carta. Che carta è? Numero il 7. 87, veda se c'è la pagina 87. C'è. Allora, signori, l'avevo detto che io lo sapevo a memoria, la pagina 87 comincia con in bocca al lupo ragazzi, mettetecela tutta. È vero. Bravo. Altrimenti i prossimi calzoncini avranno i chiodi. È vero! Aspetta, la dobbiamo vedere questa cosa. Vieni qua. Pagina 87, come comincia? In bocca al lupo ragazzi, altrimenti i prossimi calzoncini avranno i chiodi. Ora vogliamo il gioco del maestro Musumeci. Che possiamo mettere su un tavolo, Ci appoggiamo oppure proprio sul tavolo, andiamo. Mauro, seguici. Mettiamo qua, guardate che belle donne ci sono con... È un onore, il maestro che fa il gioco di magia a me, è un onore. Io controllo la regolarità. È giusto. Scegli una carta. Questa. No, io non la devo vedere. Allora, faccio vedere. In telecamera, dai, mettiti qua. Aspetta un attimo. Qua. Ecco, vabbè, l'abbiamo visto. Ok. Mischia. Mischi le carte, mischi, mago. Questo non lo so nemmeno io come dove vuole.
Ok. Un'ultima mescolata. Ma che bravo, biscazziere. Prego, maestro. La vedi la tua carta? Sì, La vedi? sì, La vedi veramente? la vedo veramente. Ah, ringrazio a Santa Lucia che te le sa vista. Tuccio Musumeci! Mamma mia! Ma che piacere, allora! Grazie, Dare. Tuccio! Grazie.